Buongiorno da Antonio Verna, da Giulio Cainarca e ci sono anch'io, Sammy Varin. Allora, vi ricordo il numero per intervenire in diretta, per fare domande al nostro ospite che andrò presto ad annunciarvi. Il numero è lo 0266 20 35 29, oppure potete mandarci un SMS al 346 64 277 56. Allora, siamo molto contenti di avere oggi al telefono il critico d'arte Vittorio Sgarbi. Buongiorno, dottor Sgarbi. Eccolo, sono qua. Buongiorno, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Da quanto tempo non interveniva Radio Padania? È un bel po'. Ma non so, ma Radio Padania mi sembrava che l'avessero chiuso a un certo punto, no? È per quello che non lo sentivamo, perché avevamo chiuso. Ma no, che c'eravamo, Vittorio! Io t'ho chiamato forse un paio d'anni fa, è vero, Sammy Varin, ma poi si è sparsa questa voce che Radio Padania aveva chiuso, hai ragione. E invece sì, no. Ma in realtà siete sopravvissuti come Radio Radicale, se vi rientrano il denaro dal Parlamento, oppure siete nati, siete sopravvissuti con finanziamenti autonomi. No, ormai siamo esclusivamente in vita per abbonamenti e per quel poco di pubblicità che stiamo cercando di rilanciare. Pezzi al culo. Le FM le abbiamo liquidate, siamo sul digitale e perché e via dicendo. Perché non avete avuto gli stessi diritti di Radio Radicale? Questa è una buona domanda. Perché non facciamo, forse non avevamo... Non è un solo parlamentare, forse non c'è più nulla. Forse non avevamo quello stigma di servizio pubblico, no? Cosiddetto. E questa volta la Lega ha votato a favore di Radio Radicale l'emendamento di Giachetti, quindi potete impezzarvi e dire tocca anche a noi, no? Svegliatevi, sì. Siate padani. Allora, dottor Sgarbi, abbiamo anche in collegamento telefonico con noi Alessandro Morelli. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a Sgarbi, insomma, un collega veramente interessante da ascoltare in ogni suo intervento in aula alla Camera. Benissimo. Grazie. Allora, dottor Sgarbi, con lei vorrei incominciare, insomma, a parlare dello spettacolo che ha tenuto ieri sera ad Empoli su Leonardo. Le chiedo chi era Leonardo e come mai, ho guardato la sua pagina Facebook, lei ogni tanto recita a piedi nudi. Ma questo dei piedi c'entra poco con la testa di Leonardo e con la mia. Ha a che fare con la libertà fisica, per cui le calze ti stringono una parte del corpo, quindi probabilmente arrivo allo spettacolo senza calze e poi, come ieri sera, vado in scena senza calze, ma mi sembra solo un dato folcloristico, o perlomeno di ordine non sostanziale, nel senso che le mie parole più o meno rimangono le stesse. Forse senza calze sono più libere, anche le parole sono influenzate dalla libertà dei piedi, però è un dettaglio, come dire, psicologico o psicosomatico. E qual è la chiave di lettura di una personalità così multiforme come quella di Leonardo? Quest'anno ce ne sono ovunque di manifestazioni su Leonardo, no? Sì, ma sono tutte di secondo livello, perché in realtà verificavo ieri con gli organizzatori di questo incontro a Vinci, perché è stato pensato a Vinci, ma non c'era un teatro abbastanza grande per contenere le 1000 persone che avrebbero partecipato, in questo caso ad Empoli, dove il teatro invece può contenere le 600 o 700, e abbiamo verificato, come io sapevo, che dopo che furono aboliti per non si capisce quale ragione i comitati di celebrazione delle grandi personalità, io avevo presieduto in alcune occasioni, ne ho presieduti 5, da Mattia Preti a Parmigianino, a Mantegna, a Munari, al primo Regno d'Italia. Sono dei comitati che erano stati costituiti per celebrare momenti e personaggi di particolare rilievo. Furono aboliti intorno al 2008-2009 per chiudersi soltanto con un modesto comitato per Cavour. Io provai a proporne un altro per Vasari, che è il grande storico dell'arte, che ha scritto dei pittori del Rinascimento e ha fatto la prima storia dell'arte, ma non fui ascoltato e quindi non c'era più nessuno, c'era lo Stato, non fece più celebrazioni di grandi personalità, fino a quando nel 2018 non è nato il Comitato Leonardo, insieme a altri 2, quello Raffaello che muore nel 1520 e quello Dante che muore nel 1321. Quindi abbiamo 3 comitati riabilitati, ma quello di Leonardo è stato
montato così tardi, cioè nel febbraio del 2018, che in un anno non era possibile fare la grande mostra dei quadri, quindi quella più attraente, più sostanziosa del pittore, che invece viene fatta a Parigi, che è partita prima. Quindi noi ci siamo trovati con delle mostricine di ricostruzioni delle sue macchine, oppure di un codice, come è accaduto già agli Uffizi, dove hanno esposto il codice Leicester, che poi è diventato il codice di Bill Gates, e poi magari qualche disegno che gira a Venezia, il disegno con l'uovo vitruviano, o a Parma il disegno con la scapigliata, cioè singoli disegni, poche cose che significano tante mostre per dare il fumo negli occhi, ovvero dire che anche l'Italia partecipa, ma non c'è la grande mostra di Leonardo. Ci sarà viceversa il prossimo anno la grande mostra di Raffaello, perché il tempo è più lungo, la scadenza è il 2020, perché Raffaello è morto il 6 aprile del 1520, quindi c'è un tempo adatto per realizzare una mostra vera. Quindi quest'anno la mostra sarà in realtà a Parigi, il prossimo anno a Roma e a Urbino, e poi Dante sarà a Firenze e a Ravenna. Però siamo partiti troppo tardi per Leonardo, e quindi abbiamo una serie di episodi. Io faccio forse la cosa più grossa come quantità, nel senso che ho fatto già almeno 50-60 città per parlare di Leonardo, quindi dal punto di vista della, come dire, ripetizione di uno spettacolo che viene visto da molte persone, è forse l'occasione più cospicua. Le altre sono singole mostre che punteggiano il paese, ma nessuna di queste è una mostra vera di Leonardo, una mostra completa della sua attività. Quindi è un fallimento. D'altra parte, con questo governo è difficile immaginare qualcosa che non sia un fallimento. E qui sentiamo anche Alessandro Morelli. Sì, infatti. Pronto, Alessandro? Eccoci. Allora, Alessandro, che cosa vorresti chiedere a Vittorio Sgarbi? Ma innanzitutto a Vittorio chiedo anche la sua disponibilità, perché indubbiamente il tema che lui ha tirato fuori è un tema assolutamente corretto, cioè lo scarso squadra che è stata fatta anche intorno a delle manifestazioni che sicuramente sono state, definiamole puntiformi, ma non organiche. Invece la sua disponibilità sarebbe ottima per quanto riguarda una promozione nella TV di Stato anche di queste tematiche, perché insomma sappiamo quanto Sgarbi sia un polemista, e a volte nelle principali televisioni vada a discutere di politica, ma sappiamo anche quali siano le sue qualità di divulgatore, perché poi non è semplice divulgare la cultura, soprattutto parlando alle masse, alle persone più semplici. Mi pare che Morelli sia una persona molto intelligente, perché quello che stupisce di più è la scarsa qualità delle produzioni televisive, che sono l'elemento fondamentale dell'educazione, più della scuola. E in effetti adesso io sono un comunicatore molto efficace, perché metto insieme cose contrastanti e quindi creo curiosità. I bambini mi conoscono, sono l'unico politico italiano e persona nota anche ai bambini di 9 anni, perché dico capra in maniera polemica e divertente nonostante la mia età avanzata. Quindi l'idea che non si sia ancora riusciti a fare, io ho fatto dei teatri Michelangelo, Caravaggio e Leonardo. Abbiamo provato con la Rai, con la Mediaset a fare un programma televisivo di 50 minuti, non si riesce a fare. Non vorrei con questo promuovere me stesso, ma fosse un altro, e non credo che sia in grado di farlo, e certamente con più efficacia di un Angela o dell'altro, che sono pure buoni divulgatori, l'idea di fare nell'anno di Leonardo uno spettacolo, 3 puntate, in cui un uomo, come dire, che è polemico certamente, ma che è attraente per la televisione, come lo sono in questi piccoli dibattiti in cui si parla sempre degli immigrati, oppure della flat tax, oppure adesso si parlerà di magistrati, e sempre le solite cose ripetute dalla mattina alla sera, non ci sia lo spazio per parlare di Leonardo, vuol dire perdere un'occasione che caratterizzerebbe un centenario attraverso almeno la divulgazione, la conoscenza, attraverso la qualità delle immagini. Quindi sono effettivamente cose
che non si capiscono, ma non dico perché non le faccio io, ma dico perché non le faccio io con altri, perché non rinuncerei io per la capacità. Ieri sera abbiamo visto un pubblico di una totale felicità a raccontare quasi 3 ore di pittura di Leonardo, e quindi non credo che un altro potrebbe fare una cosa così divertente o attraente, però è certo che potremmo anche essere in 5 o 6 che durante l'anno fanno discorsi e racconti su Leonardo e sulla sua opera dell'anno di Leonardo. Questo non c'è, non si capisce perché si preoccupa Treccero di chiamare una volta Celentano, un'altra volta deve chiamare quella che ha fatto il film sulla trattativa, poi un'altra volta Giletti deve parlare della Polanco, che era quella che faceva così a Berlusconi, però poi si è pentita. Cioè, era una roba incredibile. Quindi Morelli mi pare una persona di buon senso, perché dice che se anche non riesce a fare la mostra, almeno farlo conoscere di più attraverso chi ha una popolarità e una capacità di racconto, mettendo insieme la conoscenza, la competenza e anche la capacità di intrattenimento televisivo, e questo sicuramente non mi si può negare, può essere fatto. Poi non vuoi che lo faccia solo Sgarbi, lo fai fare altri 4. Ci saranno 4 persone in Italia che sono in grado di parlare di Leonardo e fare 3 o 4 puntate, e fai 10 puntate su Leonardo nell'anno e fai alla Rai. No, né questo governo, né questo... Io ho parlato anche con Salini, non ho parlato di Medico, però parliamo di qualcosa che si possa fare in televisione, ma così. Poi naturalmente nel caso mio direbbero, ma è deputato, anche deputato, ma non è che Benedetto Croce, che pure era più importante di me, non potesse parlare di storia perché era senatore. Quindi è tutto una specie di coacervo di stupidaggini in cui qualunque cosa, quando sono diventato presidente del MART e sono diventato presidente del primo museo di arte contemporanea, moderna e contemporanea italiana, hanno discusso per 3 mesi se fosse compatibile, andando a farlo gratis, come lo faccio, con l'essere parlamentare. È tutto così, cioè è un mondo di idioti. D'altra parte vediamo le vicende oggi del CSM, abbiamo una realtà degradata in ogni settore, abbiamo un Parlamento con 200 imbecilli eletti per caso nel nome di un idiota che li ha abbandonati e non si chiamano grillini senza grillo. E com'è possibile? Bisogna mandarli a casa, ma mandarli a casa perché non ci sono più. Hanno perso metà dei voti, ne perderanno altrettanti, perché non è possibile immaginare che un Parlamento non sia in grado di fare qualcosa che corrisponda alle necessità reali dei cittadini che hanno votato, e hanno votato adesso, come abbiamo visto, proprio il partito che fa riferimento alla vostra radio. Ma è tutto così, cioè è un mondo di... Morelli dice una cosa semplice, un deputato italiano dice potrebbe perlomeno fare una trasmissione televisiva su Leonardo, semplice, la fanno? No. Senti, allora teniamo fuori Morelli perché adesso interviene Sammy Varin e giustamente hai nominato i grillini, non posso non farti una domanda particolare su questi grillini. Che sensazione hai di loro? Io scherzo in diretta radio nella mia trasmissione molto populista dicendo che sono un po' gnocchi qui a Milano, vuol dire che sono un po' duri di comprendonio, ma dopo un po' ci arrivano. Che sensazione ti sei fatto su questi grillini che effettivamente da qualche anno a questa parte continuano a perdere e soprattutto il loro elettorato, secondo te, dove sta andando? Abbiamo la sensazione che nelle ultime elezioni in Sardegna, a Cagliari, l'elettorato grillino si sia spostato quasi completamente sul candidato del Partito Democratico, quindi come al solito un po' di qua, un po' di là o soprattutto di là verso il PD. Vittorio. Allora, in premesso occorre dire che io, nonostante le mie violente polemiche, in Parlamento sono rispettato e guardato anche negli ultimi mesi soprattutto con attenzione dai grillini, non per ragioni politiche ma per ragioni di rispetto. Sono uno dei più vecchi e poi comunque mi diverto, ma il fatto che vi siano alcune personalità, e non sono poche, tra i presenti in Parlamento degni di attenzione, sono persone intelligenti, sono usciti per caso, cioè quello che gli manca è la legittimità democratica deve essere stati eletti. Poi sono anche brave persone alcuni, quindi da un lato i singoli parlamentari che devono obbedire purtroppo non alla loro volontà o alla loro idea ma al gioco di squadra, sono persone anche a cui va detto, non so se mi sentiranno, che io per loro ho una certa considerazione, per alcuni di loro con cui parlo, con cui faccio anche alcune cose per la tutela del patrimonio artistico, per esempio a Foggia o altrove. Però
non hanno i voti, non hanno l'ideologia, non hanno l'identità di un gruppo che è entrato in polemica con i partiti per protesta, e invece di scrivere scheda bianca o merda hanno scritto Grillo o quello che vale per Grillo, cioè 5 Stelle, e sono usciti come un movimento che prevalentemente ha elettori di sinistra scontenti, ma anche di destra, per cui oggi che evaporano i voti, non avendo un'identità politica riconoscibile, mancando il leader, non essendoci più Grillo, non essendoci nessuna ideologia che tiene insieme questo gruppo di persone, vanno prevalentemente alla parte che sono stati presi, che è appunto la sinistra. Quindi diciamo che sarà un 65-35% di voti. Ma il problema non è tanto dove vanno, e neanche la qualità dei singoli parlamentari per caso, è che non hanno la realtà fisica dell'elettorato. Il dato delle europee ci dice che non esiste quando si è sciolto il Partito Socialista, quando si è sciolto il Partito Liberale, quando si è sciolto anche la DC, i voti sono andati in partiti veri. Questo non è un partito vero, ecco, Vittorio, è un partito provvisorio, un partito di, come dire, contestazione di un ordine che si è lentamente dissolto ma non si è ricostituito, e quindi sappiamo che i voti di Forza Italia sono andati in gran parte a voi, e di quelli che li votavano per Forza Italia, e quelli che votavano a 5 Stelle sono andati in larga misura al PD, ma non tutti, e quindi occorre che nelle prossime elezioni il Parlamento corrisponda alla volontà dei cittadini secondo le coalizioni e le proposte che saranno fatte da una politica reale. Quindi oggi la politica è irreale, perché quando tu dici a uno grillino e Grillo non parla, già Grillo non aveva una sola idea in zucca, se non che tutto andava smontato, e quindi non si capisce che cosa rappresentano, per quanto siano persone singolarmente anche degne di attenzione e con qualche maggiore di intelligenza. Ecco, Vittorio, per cui adesso se si tornerà a votare, il panorama sarà che più del 50% degli italiani voteranno centrodestra. Mi pare un dato abbastanza significativo sulla volontà politica, che è quella che va seguita in democrazia. Non puoi avere un Parlamento che ha il doppio dei parlamentari grillini rispetto alla Lega, con la Lega che ha il doppio dei voti reali presi alle europee. Quindi la rappresentanza non corrisponde alla volontà dei cittadini, che hanno capito di aver fatto un errore votando 5 Stelle e portando al governo un gruppo che non ha né capo né coda né idee, c'è solo un gruppo così messo insieme dalla volontà di mandare a casa sia sinistra che destra. Vittorio, sono Giulio Cainarca. Volevo indugiare un attimo su questo quadro politico, perché volevo chiederti qual è stato, se ti ha stupito innanzitutto il fatto che la Lega abbia raggiunto percentuali di consenso così elevate come alle ultime europee, no? Partito di maggioranza relativa. Questa cosa ti ha stupito? No. E secondo te a cosa è dovuta questa evoluzione rispetto a un partito più territoriale? Noi siamo anche nel nome legati ancora al concetto di Padania, no? È il retaggio storico. Come è stato secondo te possibile che il messaggio fosse invece recepito in tutta Italia? E non sto neanche a citare la tua città, Ferrara, tu conosci benissimo Alan Fabbri, c'è stato un successo strepitoso. Secondo te quali sono le chiavi di lettura di questa evoluzione della Lega? Beh, la Padania è stata, e poi la Padania è un fallimento. Ferrara è stata una vittoria anche con l'alleanza con il gruppo che io ho proposto del Rinascimento, quindi abbiamo vinto insieme, e Alan Fabbri è un candidato di grande capacità comunicativa, ma soprattutto è affidabile. E Salvini è l'unico leader che ha dato dei segnali forti dopo il declino di Berlusconi dal punto di vista anche fisico, e quindi l'elettore si fida o sceglie il candidato o il leader che ha una capacità di comunicazione che passa attraverso i social, attraverso le proposte che fa, anche in modo molto semplificato come è stato nel suo caso, con poche proposte ma efficaci. Il partito perde significato e voi avete acquistato i maggiori voti quando siete passati da Lega Nord a Lega senza Nord, o con tutta l'Italia senza la Padania come elemento. Quindi vuol dire che lì c'era un errore di fondo, che era quello che io rimproveravo sempre a Bossi. La Lega in questo caso è un partito di persone che lavorano, che hanno concretezza, con una classe politica che si è formata nel corso degli anni e che quando è passata dai limiti della Padania o della Padania all'Italia ha trovato nel suo leader, in questo caso Salvini, un riferimento convincente. Quindi
si è votato Grillo perché era Grillo, si è votato e si vota Salvini perché è Salvini, si è votato Berlusconi quando era Berlusconi, cioè sono ormai riduzione dei partiti che non hanno più ideologia alla capacità di persuasione e di convincimento del leader. Quindi dovremmo immaginare che le prossime elezioni trovino di nuovo Salvini dominante, la 5 Stelle non hanno un leader e si dibattono nella vana speranza che arrivi Di Battista perché ha un minimo di capacità sovversiva che è più seducente di quello che possa dire quello scolaretto che è il nostro Di Maio, e poi la Meloni ha acquistato voti per la sua personalità individuale. Io spero di fare il gruppo Rinascimento perché la mia personalità è altrettanto piena, quindi saranno dei voti che vanno a dei personaggi convincenti. Non si può dire che lo sia Zingaretti, che però è una persona equilibrata all'apparenza, quindi che può avere dei voti diversi da quelli che ha già avuto Renzi, che però anche lui vinse in virtù della sua personalità individuale, cioè deve essere un personaggio. Quindi i voti vanno ai personaggi nella credibilità, capacità comunicativa che si esprimono. Questo mi pare il caso. Allora. I partiti perdono sempre più di valore, compreso il vostro, che è diventato un partito vincente quando ha finito di essere il partito del Nord, e quindi è diventato un partito di una persona con alcune idee vincenti che è diventata leader di un movimento italiano, non padano. Allora, dobbiamo salutare Alessandro Morelli. Vittorio Sgarbi in Rai, giusto Alessandro? Ma in Rai, Vittorio Sgarbi al lavoro sulla promozione di quella che è la cultura italiana, e il riferimento a Leonardo è un riferimento che è contingente anche con gli attuali tempi, perché oggi stiamo vedendo una nuova rivoluzione, che è la rivoluzione digitale, che cambierà, che sta cambiando le nostre vite, esattamente come Leonardo ha permesso di cambiare le vite di milioni di persone quando con le sue scoperte, con la sua genialità, aveva messo in campo un'ottica totalmente diversa rispetto alla ricerca scientifica e a tanto altro. Quindi ci sono anche delle connessioni oggettive che possono collegare Leonardo ai giorni nostri. Bene, allora grazie Alessandro, buon lavoro. Buon lavoro a tutti, Poi buona giornata. siete in contatto anche in Parlamento. Io volevo invece riallacciarmi con Vittorio Sgarbi alla questione dello spettacolo su Leonardo. Lo vedrò all'interno della Milanesiana, che è una bellissima rassegna che ci accompagna per tutto il mese prossimo, ricca, piena di date. C'è anche uno spettacolo, quello lì il tuo su Leonardo, no? Quindi ancora non l'ho visto e lo vedrò, però devo dirti, ho visto una cosa veramente avvilente alla Fabbrica del Vapore a Milano. È stata presentata come una mostra, una delle tante su Leonardo, interattiva, questo e quest'altro, di una miseria secondo me incredibile. Non so se ti è capitato di vederla, e mi facevo questa domanda: siccome Leonardo è stato anche molto legato alla città di Milano, no? Credo per un ventennio abbia vissuto, risieduto qui. Ecco, allora la mia domanda, forse stupida, Vittorio, era questa qui: per appunto fare quello che tu dicevi prima, cioè fare delle cose di livello, per riscoprire anche questa nostra cultura che deve essere benzina, insomma, vera, no? Non è con piccole celebrazioni o raffazzonate che si può combinare qualcosa. È più utile, secondo te, appunto, lo strumento centrale, no? Tu parlavi prima dei comitati che a livello nazionale si occupano di promuovere l'evento ad alto livello, o forse come all'epoca di Leonardo bisogna rivolgersi al Duca, al Granducato, alla dimensione territoriale, locale? Ma devo dire che anche in questo caso Morelli ha detto delle cose intelligenti, paragonando il nostro tempo alle innovazioni che Leonardo pose nel suo, quindi è chiaro che dobbiamo adeguarci a quello che i tempi indicano e alle possibilità che abbiamo. Quindi anche qui concordo con quello che ha detto. Quanto poi alla questione delle mostre modeste, ve l'ho accennato prima, che erano dei palliativi della mostra non riuscita, quindi ne fanno uno qua, uno là, con pochi soldi e soprattutto con poche idee. In realtà la televisione resta comunque il riferimento più importante per la comunicazione, quindi non la trascura lei. Poi ci sono le altre forme di espressione vincente, soprattutto dei social, in cui uno ovviamente può mettere in piedi una cosa su Leonardo, ma in linea generale credo che il problema che tu ponevi sopra il modo di farlo dipenda più che altro dalle capacità di farlo, cioè dal contenuto o dalla capacità di mettere insieme una conoscenza di quello che Leonardo è stato
con, e io ieri sera l'ho dimostrato, la forza di comunicazione di quelle idee. Quindi io in questo caso mi sento utile, e lo sono sicuramente per chi mi ascolta, ma non può immaginare che solo dire di farlo voglia dire farlo bene. Così vale, cioè, occorre sempre un'interpretazione, ecco, così vale nel teatro, nella vita, così vale nel Parlamento. Ognuno interpreta una parte di una funzione, ma una riforma buona della scuola non può essere mettere a posto i programmi o dare ordine alle cose da insegnare. La vera riforma della scuola è un buon insegnante. Cioè, un buon insegnante è quello che matura la formazione di un giovane. E quindi nel caso di Leonardo la cosa fondamentale è che chi ve ne parla sia consapevole e convinto e capace di comunicare quello che sa. Quindi qualunque sia, e quanti siano, anche 10, 20 incontri su Leonardo fatti da diverse persone su diversi livelli, devono vedere in quegli interpreti persone capaci di fare parlare, al di là del riferimento tu dicevi, a un'area territoriale. Milano certamente è stato importante, o a un duca, sono tutti elementi esterni, cioè che le condizioni in cui tu ti trovi per poter parlare di Leonardo sono sicuramente subordinate al fatto che tu lo possa fare, sia in grado di farlo in modo suggestivo, persuasivo, argomentato, e quindi con una capacità che è quella della conoscenza. Poi puoi anche avere grande conoscenza e incapacità di comunicare, il problema di alcuni insegnanti, e altri magari minori conoscenze, ma una capacità di suggestionare e creare aspettative e curiosità nei ragazzi. Quindi anche questa è un'altra, per cui dipende tutto dalla nostra condizione individuale, dalla nostra capacità. Allora, Vittorio, una curiosità prima di salutarci. L'altra sera ero alla serata al Palazzo Mezzanotte, alla borsa di inaugurazione della Milanesiana, no? Con Mario Monti, che ha tenuto il suo discorso, una breve lezione, insomma, comunque 4 parole sull'Europa. Ecco, mi domandavo quali fossero le affinità fra te e Mario Monti da un punto di vista intellettuale e anche politico, visto che mi pare che su temi come l'economia, l'Europa, eccetera, e l'euro, voi la pensiate in maniera molto diversa, no? Sì, ma io sono amico di Monti da quando ero assessore a Milano, quindi lui si è molto divertito al mio intervento, non so se hai sentito, sì, che era all'inizio, che precedeva la lezione di Monti e riguardava viceversa, io ho parlato di 2 dipinti di Lorenzo Lotto e di Cagnacci, e poi ho parlato di sculture di Bergomi e poi del concetto d'arte per una ventina di minuti, ma lui stesso, viste le battute che io facevo, anche molto ironiche, si è divertito, si è sentito stimolato a cercare di interpretare una parte in maniera meno professorale. Poi di sovranismo io non mi sono parlato in maniera apparentemente semplice e con il tentativo di essere alla mano, però non sono venuti fuori dei concetti, tanto che io ho scritto poi all'assessore Galli che si lamentava di una lezione sovranista, antisovranista. In realtà, secondo me, quelli che hanno sentito il mio intervento se lo ricordano. Quelli che hanno sentito Monti non ricordano dei concetti particolari, per cui non mi pare che sia stata fatta una lezione contro il governo. E anche il fatto che lui ha lezioni diverse dalle mie vuole dire molto, perché in realtà quello che lui non ha è la capacità di trasmettere la passione per quello che racconta. Quindi alla fine tu l'hai sentito, ma io ti chiedo di farmi un riassunto di quello che ha detto, e per te come per me è abbastanza faticoso. Sì, è per difficile. Cui, diciamo che in quel caso Galli mi ha scritto dicendo: però io sono vicino alla Milanesiana, ma tua sorella, che è quella che ha inventato il festival, poteva anche non far parlare qualcuno così profondamente antisovranista. Non si è capito neanche questo. Quindi il problema di Monti è che ha una cultura accademica che è costruita su una serie di convinzioni, ma che poi non diventano convinzioni persuasive. È più comodo, è più utile un intervento di 5 minuti di Salvini che non mezz'ora di lezione di Monti. Quindi non è quello. Mi ricordo che quando ci fu la discontinuità linguistica fra la Prima Repubblica e Bossi,
in televisione si vide Venita che parlò per un quarto d'ora di problemi costituzionali, delle riforme, e lui rispose mostrate tal tram. E quindi il problema è quello lì, quindi non direi con Galli che Monti sia stato un modello di antagonismo politico e rispetto a me e rispetto al governo. È stato un professore che ha fatto in maniera abbastanza affabile una serie di discorsi con qualche battuta per dialogare con me, ma non rimane nulla, quindi è in filigrana un passaggio più di una persona che appartiene a una storia, un professore che ha una certa, anzi una grande notorietà, che è legato a un governo che si è molto discusso, però è più passato e più patina che non presente o polemica politica. Questo lo dico perché non che io non voglia sentire Monti, ma possiamo sentire anche lui, ma il problema è appunto rispetto ad ogni argomento di economia su Leonardo, la capacità di comunicazione di alcuni pochi semplici concetti che alla fine ti facciano rimanere in mente quello che hai sentito. Io non posso dire questo del mio amico Monti perché è stato, è evaporato, è stato tutto aereo, ha detto alcune cose cercando di essere anche cortese. Non mi è sembrato, dovete dirlo anche a Galli se lo sentite, che abbia fatto nulla che fosse sostanzialmente una contestazione di questo governo, né di Salvini. È un antisovranista, ma questo è legittimo per tanti europeisti, compreso Berlusconi, che è alleato di Salvini, ma è europeista, o perlomeno crede di esserlo, e non è sovranista. Quindi non è che mi metterei... Però ti dicevo che la differenza tra me e lui non è tanto di idee, quelle che ci dividono, è proprio di comportamento, di abito mentale, che nel caso mio è la volontà che anche l'ultimo cretino debba capire tutto in modo persuasivo. La sua è una rappresentazione di un mondo teorico che è il suo e che lui trasmette come in una lezione universitaria per persone che parlano già quel linguaggio e che sono interne alla cosa che racconta, quindi non riesce ad aprire verso il popolo. Infatti come leader non ha avuto successo, è stato presidente del Consiglio, poi ha fatto un partito che è evaporato subito anche quello, in cui non c'era un leader, che non può essere lui, che avesse la capacità animale di prendere i voti che ha dimostrato di avere Salvini o anche prima Grillo. Dottor Sgarbi, volevo farle un'altra domanda, no? Una domanda che riguarda insomma la sua personalità. Mi dica la verità, cioè in tutti questi episodi dove lei in televisione magari si è arrabbiato, qual è stato l'episodio in cui si è divertito di più? Ma quello devo dire in cui mi sono divertito in tempi relativamente recenti è di attualità assoluta, come lo è anche quello, la mia prima polemica in cui paragonavo Di Maio al Butalax, e che ha creato all'epoca una furia e che adesso viene ribandato perché sembra una previsione a distanza di un anno e mezzo molto lucida, quindi benché fosse provocatoria. L'altro è il dialogo con tale Brambilla sull'euro, in cui lui sosteneva che gli italiani hanno voluto l'euro e io dicevo no, devi dire in un altro modo, puoi essere convinto che l'euro va bene, ma gli italiani non hanno voluto nulla, neanche i parlamentari sono stati interpellati, io lo ero. È una cosa che hanno deciso Ciampi e Prodi, che hanno imposto agli italiani, i quali sono stati costretti a entrare nell'euro e a usare una moneta senza conoscerne i limiti e i confini, e gliel'ho detto in maniera, almeno ripetendo 10 volte, no, non puoi dire che, no, non puoi dire che. Questo signor Brambilla ha fatto la figuretta di quello che, come dire, sì, non ti fa incazzare sullo scontro di diversi contenuti, ma perché dice una cosa inesatta, che chiede il rispetto per delle opinioni, ma sta dicendo che la mia macchina ha 3 ruote invece che 4, cioè è un errore di sostanza. Dico no, non è vero che gli italiani hanno voluto l'euro. E quindi questa cosa qua ha divertito molto ed è sui social da 3 o 4 anni, era una puntata di Formigli che certamente piace perché è la verità semplice di chi dice quello che tutti vedono ma che viene mascherato per un'altra cosa. Benissimo, quali sono i suoi prossimi appuntamenti? Il prossimo appuntamento, se non mi rompete i coglioni con la vostra telefonata, è andare a fare il comitato di presidenza, il consiglio di amministrazione del Museo Galileo a Firenze, e sono fermo ad Empoli, quindi arriverò in ritardo, ma adesso ci vado. Va bene. E poi stasera sono in televisione a Quarta Repubblica a parlare di CSM di politica, e poi sarò a Sutri a parlare di Ligabue il 22, di Ligabue il pittore, sì, e poi sarò, dove siamo ancora?
È caduta la linea. No, perché volevo farli, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento. Volevo fargli un'altra domanda sulla macchina, no? Del dottor Sgarbi, perché si sposta in macchina e questa macchina è il suo ufficio e c'è qualcuno che ripetutamente distrugge la sua auto. Ora sentiamo se sono riusciti a trovare. Dottor Sgarbi, Sì. dicevo, quindi in questi suoi appuntamenti lei viaggia in macchina, no? Che ormai è il suo ufficio, giusto? Sì, in macchina, sì. Ma avete scoperto chi distrugge la sua auto, no? La mia auto è i coglioni, ogni tanto sono 3-4 volte che rompono i finestrini, ma non credo perché era mia, ma perché siccome è piena di libri e di cose, uno pensa di trovare borse, monili, quindi porta via le cose che vede, perché la macchina deve essere vuota, per non essere rotta da delle teste di cazzo che sentono di rubare, che è quello che non c'è. Sì. Comunque il 19 sono a Asti per fare la conferenza stampa sulla mostra degli impressionisti che sarà in settembre, poi a Venaria Reale per la Milanesiana, poi a Firenze per il libro del l'ex ministro Paolucci a Villa Bardini alle 11:30 del 20, il 21 a Pordenone per la mostra di Pordenone il comitato si riunisce, il pomeriggio a Trento per il Mart, il 22 a Sutri per parlare di Ligabue il pittore con Carlo Vulpio, la sera a Viterbo legittima difesa, a Roma domenica la Casina Valadier, poi a Palermo il 24, così questa è la mia vita. Benissimo. Beh, intanto grazie. Grazie mille per essere stato con noi e grazie E per poi la il sua mio libro disponibilità. 900, Sì. che va bene perché è pieno di artisti padani. E c'è un grande rilievo dato a Ligabue, per l'appunto, che è in copertina, che visse tra i contadini e la visione di un mondo meraviglioso di animali esotici a Gualtieri sul Po. E quindi Ligabue è stato un grande pittore contadino e primitivo che merita tutta la vostra attenzione. Il 900, il libro di Vittorio Sgarbi, che naturalmente trovate nelle librerie. Grazie a Vittorio Sgarbi. Grazie a voi ragazzi. Grazie mille. Allora Giulio, insomma, siamo stati contenti, no? Direi di sì, è sempre piacevole chiacchierare con Vittorio Sgarbi. Sì, questo sono due i libri, il 900 dal futurismo al neorealismo e da Lucio Fontana a Piero Guccione. Vale sempre la pena di sentire Sgarbi quando si occupa anche non solo di politica ma anche naturalmente di arte. Io lo trovo appunto giustamente super comunicativo. Perfetto. Allora, Giulio, sentiamo adesso l'ultima parte della trasmissione. Adesso sentiamo un intervento del vice ministro Dario Galli, ma prima andiamo in pubblicità, mi dice Roberto dalla regia. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le